5 uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate in Veneto, tra i quali ben 2 nella sola provincia di Treviso, ovvero Castelfranco e Vittorio Veneto, saranno chiusi per spending review, ovvero in nome della riduzione della spesa e degli accorpamenti. 90 dipendenti totali in tutto il Veneto, 33 solo nella Marca trevigiana, saranno concentrati nelle sedi centrali. Una perdita importante quella per il territorio trevigiano. Nel nome del decentramento, qualche anno fa invece i servizi erano stati messi a portata di cittadino. Ora si cancellano con un colpo di spugna. Chiudere il Tribunale, chiudere gli uffici della Camera di Commercio, chiudere l'Agenzia delle Entrate in comuni virtuosi come quello di Castelfranco, ma come in tanti altri, è il segno che da Roma vogliono, oltre che alimentare il prelievo, diminuire anche i servizi. E la zona della Castellana si solleva, associazioni di categorie professionali si sono riunite a Castelfranco per la firma di un documento comune da inviare al direttore generale Attilio Befera per scongiurare la chiusura di questi servizi. Se qua chiudono l'Agenzia delle Entrate, magari viene accorpata da qualche altra parte, al posto di diminuire i costi di funzionamento anche dell'Agenzia delle Entrate stesse, alla fine aumentano i costi loro che dovranno andare a pagarsi un affitto da un'altra parte. E dopo ci sono tutte le nostre maestranze, tutti i nostri cittadini, associazioni di categoria, commercialisti, artigiani che dovranno spostarsi. Noi sosteniamo che l'ufficio delle entrate deve restare a Castelfranco, sia soprattutto per i motivi anche di comodità per gli utenti, per le aziende, e anche per un fatto storico. Da sempre c'è stato l'ufficio qui a Castelfranco e quindi è corretto mantenere nel territorio per la città, è una fonte di prestigio. Non solo prestigio però, ma anche esigenze del territorio e di risparmio. Solo 3 anni fa era stata inaugurata, ad esempio in Pompa Magna, la nuova sede staccata del Tribunale di Treviso, spendendo ben 3 milioni di euro. Ora verrà chiuso e c'è chi si domanda per quale motivo sono stati spesi quei soldi.